A me manca proprio l'abbraccio che ero solito dare alle persone che incontravo, perché era una maniera per far sentire, insomma, il mio affetto, la mia vicinanza. Red Canzian, storico bassista dei Pooh, racconta questi mesi difficili con la pandemia che ha stravolto la vita di tutti. Mi manca il palco, ci dice, spiegando come però questa situazione, che lo sta tenendo lontano dagli spettacoli, gli abbia anche permesso di riscoprire l'intimità di casa sua. Ho consumato 2 bancali di legna nel camino, questo per dirti quanto ho usato la casa, cosa che non facevo mai. Io ho scoperto di avere una casa perché non la vivevo mai con una continuità come adesso. Ma la voglia di tornare a fare musica è tanta e per questo Canzian è già al lavoro su un altro importante progetto. La musica manca e guarda, l'ho verificato in questi giorni perché sto facendo il casting per l'opera su Casanova che ho scritto, ed è successa una cosa che non era mai successa per uno spettacolo qui in Italia. Abbiamo avuto quasi 2000 iscrizioni. Ed è pensando all'amico Stefano Dorazio, che se n'è andato lo scorso novembre proprio a causa del Covid, che Red Canzian rivolge un pensiero a chi ancora oggi nega l'esistenza del virus. Io ho perso un fratello come Stefano, un po' mi arrabbio anche perché dico ma come si può essere così aridamente poco attenti a quello che sta succedendo? Cioè, io credo che Stefano non sia morto per sbaglio, è morto per colpa del Covid. Dobbiamo stare attenti, seguire le regole, avere pazienza, dice Canzian, perché prima o poi tutto questo finirà. Non facciamoci prendere dalla tristezza, non facciamoci prendere, non dobbiamo aver paura della paura, dobbiamo essere comunque positivi e abbiamo tutti bisogno di ritornare a sorridere, a vivere, a sperare e a credere.